Ciao a tutti, voglio leggervi una informazione, una notizia che ho letto sul giornale questa mattina. Chioggia, Boscolo Pecchie nel CDA, Consiglio di amministrazione, del Teatro Stabile di Verona. L'ex assessore Nicola Boscolo Pecchie è stato nominato rappresentante della regione nel consiglio direttivo della Fondazione Atlantide del Teatro Stabile di Verona. Pecchie è stato scelto tra una rosa di candidati che avevano inviato domanda e curriculum. Sono soddisfatto della nomina, commenta Pecchie. Onorerò l'incarico secondo le direttive della Giunta, auspicando di proporre una cultura teatrale abbinata alla didattica, essendo il teatro scuola di arte e di vita. Allora, qualcuno non ci crederà, ma sono contento che Nicola abbia avuto un incarico perché penso che sia un ragazzo giovane, è laureato, ha avuto una certa esperienza politica e quindi a mio avviso ancora può dare tanto in generale alla società. Permettimi Nicola, spero che, scusami la frecciatina magari di fine anno, ma spero molto che nel curriculum non gli abbia messo le tue esperienze di assessore alla cultura a Chioggia. Mi riferisco solo a due episodi, ne potrei citare molti altri, ma per sintesi, quello della famosa sabbia in Piazzetta Granaio, quella che hai fatto spendere un sacco di soldi all'amministrazione per niente, e quel famoso spettacolo, quello di Vigo, quello di quella barca a vela con quegli attori di cui non si è capito un piffero, hai capito? E io magari di cultura, cioè io non sono come il genio della tua fidanzata, che lei di cultura è molto dotata, ma mi sembra che anche quella volta di tutti quelli che conoscevo io di teatro, come minimo avevano detto che non capivano. Ecco, quindi io mi auguro che col tuo nuovo incarico tu abbia la possibilità di fare esperienza e di capire, spero, che malgrado magari qualche frecciatina e qualche critica e qualche diciamo contrasto durante le varie campagne elettorali, chi ti stima e chi non ti stima. Spero che un giorno questo tu lo possa capire. Ciao, auguri di buon anno.